provo il trucco. Provo il trucco. Attenzione che provo il trucco. Il trucco è andato a buon fine. Il trucco è andato a buon fine. Mamma mia! Mamma mia, Robin. E il ritorno, signori, del vostro Robin. Come state, amici di Matoscacco? Mi siete mancati? Oggi riprendiamo la serie Gioco finché non perdo. Allora, su chess.com avevamo toccato i 2000 punti e quell'account vorrei non toccarlo più per un po', perciò ci trasferiamo sull'ICS per cercare di fare qualche partita sperando di non perdere, quindi giocando finché non perdiamo. Vi ricordo, ragazzi, che lunedì 2 marzo, appuntamento imperdibile, masterclass live dal vivo gratuito, cioè dal vivo ma online. Vi lascio qui sotto il link per iscrivervi alla masterclass. Iscrivendovi anche scaricherete un report sulle tattiche e riceverete via email il link segreto per guardare le master. Mi raccomando, all'interno ci sarà una serata gratuita di formazione completa con il campione italiano Under 20. Ma adesso basta chiacchiere, andiamo a giocare. Allora, giochiamo 5+0, che secondo me è quella tempistica dove, ok, devi avere un po' il pepe nel sedere, altrimenti perdi. Perdi per il tempo, ma secondo me qualcosa di carino esce fuori, esce fuori. Allora, partiamo da un punteggio di 1980. Che strana questa apertura, non l'ho mai vista. Questa non è buona per me. Oddio! In 2T! Giochiamo a colori invertiti. Giochiamo a colori invertiti. Cioè, posso fare una Rui Lopez? Non ci posso credere. Ah, magari gli ha scappato il mouse, poverino. Cioè, faccio una Rui Lopez a colori invertiti. Oh mio Dio. Vabbè. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. E vabbè, qui cosa si fa? Si arrocca, presumo. Presumo che si arrocchi. Presumo, eh. Ok, su questa B4 non lo so, non ho idea di cosa si giochi. Proviamo a vedere se si espande l'amico. Ti vuoi espandere? Hai mire espansionistiche, hai fatto bene. Hai fatto bene, dai, andiamo qui. Andiamo qui, devo giocare di 6, no, dai, non devo giocare di 6. Però posso giocare torre. Torre che tiene a raggi X questo. Cavallo che attacca 2 volte qui. Secondo me finché tu c'hai il re al centro questo non me lo puoi catturare. Questa è la mia sentenza di Robin. C6, C4. Questo pedone mi dice che mi romperà le balle. Può essere che mi romperà le balle. Ma se io gioco a 6B5 e metto l'alfiere in flanket? In flanket cosa dici? D6 è veramente triste, no? Se gioco questa, tu spingi. E io gioco C6. Mm. Mm. Vabbè, so che dovrei sviluppare i pezzi. So che dovrei sviluppare i pezzi e non lo sto facendo. Ma a breve risolveremo il problema una volta per tutte. Questa, tu catturi qui. Va bene, dai, questa credo che non funzioni. Finché c'è il re al centro, questo non me lo puoi catturare. Esattamente, 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 proprio così. Proprio così. Ok, pedoncino di vantaggio e adesso questa sono felice di farla. Perché adesso sono felice di farla? Perché ho l'alfiere fuori dalla mia catena. Quindi ora sono felice di farla. Chiaro che cercherei di fare questa. E credo anche che la potrei fare. Però magari non ti faccio avere il tempo. Ecco, se metto l'alfiere qui magari ti faccio avere il tempo gratuito, così non te lo faccio avere. Il cavallo sicuramente si potrà... Ok, allora questo, se faccio così, vai di donna e facciamo che... Aspetto che me lo faccio tu, una roba del genere. Su questa, ti piace questa? A me piace molto. A me piace questa. Inchiodatura. Gioco attivo. Cerchiamo un gioco attivo. Ok, gioco attivo, gioco attivo. Posso anche giocare così forse. Posso giocare così?
portando via subito la donna in codesta maniera. Gioco alfiere qua. Se gioco cambio, ancora meglio, spingo. Sai che non mi dispiace anche questa. Non mi dispiace neanche questa. E buonanotte all'alfiere. Così e spingo. So che ho sti due pezzi troppo fuori gioco. I'm indeciso. I'm indeciso. Sono indeciso. Facciamola, dai, non c'è tempo per pensare. Facciamola e facciamo questa. Questa è da fare comunque. Va bene, dai, andiamo a difendere qui e attaccare qui. Quando spinge qui, ok, questa non l'avevo considerata. Non l'avevo considerata, maledizione a te, brutto, brutto maledetto. Brutto maledetto, brutto maledetto. F5 è orribile, non si può vedere né sentire F5, ma la farò. Mamma mia che brutta F5, è proprio la mossa più brutta del mondo. Adesso voglio togliere la torre e... togliere la torre, togliere il cavallo. Ah, secondo me ho perso il vantaggio. Questa mossa non la doveva fare. Esattamente. Esattamente. Va bene, va bene. Buonanotte, amico mio. Buonanotte, amico mio. Cattura, spinge, questo è un po' fuori gioco qua. L'unica cosa buona che fa è quella. Ok, questo ovviamente non c'è. Ok. Alfiere qui. Abbiamo due alfieri un po' fuori gioco, tutti e due. Va bene, proviamo ad uscire, provare ad andare all'attacco. Questa è pericolosissima. Questa c'è, ma è pericolosissima. È pericolosissima. È pericolosissima, però la posso giocare. Sai che voglio rischiare. Perché poi gioco C6. Però è rischio totale. Ah no, qui c'è l'attacco doppio. C6 c'è l'attacco doppio. Col Kaiser che te la faccio. Prova a cambiare le donne. Prova a cambiare le donne. Un minuto, raga, un minuto. Sono troppo lento, sono troppo lento. Adesso devo cambiare marcia. Devo cambiare marcia e questi li spingo, dai. Devo cambiare marcia. Devo cambiare marcia. Questa c'è, ma c'ha H3 e buonanotte subito. Questi, dai. Questa qui è la risposta giusta, è matto così. Questa è la risposta giusta. Bello questo alfiere tappato, è la cosa più bella del mondo. Cambio marcia. Cambio marcia. Ah, c'è alfiere qui, si salva. Cambio marcia. Spinta. Ok, su spinta arriva veramente cavallo qua. Non so cosa tu voglia fare, tu sei un pazzo. Cos'è che vuoi fare? Sai che non sto capendo queste manovrine qui che stai facendo? Vuoi sacrificare la torre? Scacco. Davvero stai sacrificando la torre? Va bene, sì, rifaccio questa. Scacco intermedio. Scacco. Vengo col cavallo qui. Tu metti la torre qua. Dai, questa non si può non vincere. Non si può non vincere questa. Come minimo mi riprendo l'alfiere. Come minimo mi riprendo l'alfiere. Uff. Orco.
Vacca, non l'avevo vista questa, non l'avevo vista per niente, non l'avevo vista per niente. Non l'avevo vista questa, non l'avevo vista. Non l'avevo vista questa, non l'avevo vista. Fatemela vedere, fatemela vedere. 3 secondi. Stallo? Potevo vincerla, ma avevo troppo poco tempo. Mamma mia, Robin, che cosa ruba? Cioè, ruba. Questa era mia, solo che... Ragazzi, sono un attimino a corto di idee. Andiamo avanti, andiamo avanti. Questo era un riscaldamentino, dai, riscaldamentino. Mi raccomando, il 2 marzo, fatevi vedere il 2 marzo. Questa non la conosco. Ammetto che non la conosco. Posso ammettere la mia ignoranza? Che non la conosco? Lui sembra che la conosca molto bene. E quindi lui sembra che la conosca molto bene. Molto, molto, molto bene. Ah, questo alfiere nero se ne deve andare perché non me ne faccio assolutamente nulla. Torre. Cavallo andrà qua e poi si vedrà. Allora, fammi vedere se posso fare qualcosa di creativo. Qui arriva qua, cosa vuoi creare? Niente, dai. Questa. Prima di bloccarlo su alfiere, vediamo se... Niente. Oggi la creatività è in pensione, pensiamo a cambiare i pezzi, va? Qui arriva il mondo adesso, eh? Qui arriva il mondo. Il mondo è mio. Andiamo un po' in difesa, che questo me le suona. Spingi qui, dai, dai, ti prego, amico. Amico, ma che ti ho fatto di male per comportarti così? Dai, amico, amico mio, e dai su, amico, dai, dai, amico. Spinta cavallo, cavallo, spingi e c'è questo scacco intermedio. Spinta, scacco intermedia e va a fan bagno. Ah, ok, no, forse conveniva anche catturare la donna. Ok. Creiamo un po' di controgioco pure noi o dobbiamo sempre solo subire qua, eh? E che cavolo, su. Dai, che la situa si sta ribaltando. Oh, questa mi piace, per esempio. Questa mi piace un botto anche. Questa mi entra col cavallo qua, mi entra in settima. Mi entra in settima con questa. Donna, donna, cavallo, torre. Cavallo mi entra in settima. Questa qui. Togli l'alfiere e metto la torre qui. Dai, forse è gestibile. Forse è gestibile, forse. Anche se mi entra in settima, forse questo pedone in più è accettabile. Qui il cavallo è un mostro. Qui è anche interessante, perché poi quando lui entra in settima non ho... Forse qui è un attimino anche meglio, anche se gli faccio venire in mente queste. Ok, niente, meno male che non gli vengono strane idee. Meno male. Quindi io gioco questa. Gioco questa. Ok. Sono io ora pronto a raddoppiare sulla colonna D e vado in settima tutta la vita, ma tutta la vita proprio. Giusto, no?
Boom, ragazzi, io posso anche andare adesso tranquillamente in pensione dopo questa. Oh, come sto bene, come sto bene. Porta giù la torre, dai, portala giù. Questo cavallo, gli devo tutto sto cavallo. Mamma mia, Robin è tornato con più cazzimma che mai. Mm. E se faccio così, mi dai la torre per forza. Proviamo. Questa è un po' la stessa cosa in realtà. Proviamo, dai. Remove di torre per cercare di guadagnare qualche microsecondo. Ok, mettiamoci su questa. Sospeso, ma non posso fare questa. Però posso fare questa. E su spinta posso fare questa. Tu metti l'alfiere in C2, posso fare questo. E ho la torre in trappola. Quasi. Spinta. No, spinta, scusa, cade subito. Che dico? Ok. Ok, col Kaiser che io ti faccio entrare comunque dove vuoi entrare. Adesso io vado qui col re e buonanotte. Ok, due pedoni in più. Giochiamocela bene che questa ce la portiamo a casa. Intanto abbiamo bisogno di aprire un po' qua. Oppure magari gli facciamo prima cadere tutti prima di aprire. Che dici? Che dici? Tipo così, giusto? Questo cade. Mi sembra che cade questo. Ok, cavallo che controlla tutto. Cavallo mio che è... non è un mostro di più. Questa, questa e questa. Se no vado di cavallo, su, gioca lì, gioco questa. Questa meglio ancora, dai. Più solida ancora. Più solida ancora. Questa, pedone, torni sul cavallo, vado qui, scacco, viene qui, spinta, questa. Vabbè dai, io non sento, non si può mica tenere tutto nella vita. Cioè qui c'ho il pedone passato, dai, cioè adesso va bene tutto. Che mi entra qui, mi fa scacco, mi entra in settima e tutto quello che vuoi. Ma questo è un pedone passato, cioè dai, non scherziamo. Posso prendermi anche questo, eh. E lo farò, penso. Però dai, questo è un pedone passato, su. Vai, pedone passato. Chi se ne frega di sto pedone? Cioè, dai, va bene tutto, abbiamo scherzato, però va bene tutto, non scherziamo, come dice Aldo Giovanni. Ok, tu spingerai qui, io spingerò qui. Cioè, dai, non ho mica capito. Andiamo. Prenditi pure il pedone che vuoi. Andiamo. Andiamo. E poi cavallo e promuovo. Andiamo. Oh, e giustizia sia, anche qui c'ho poco tempo, Robin sta perdendo colpi con la velocità. E che cacchio, su, doveva finire in questo modo. Scacco, promozione, mi dà la torre. E adesso è tutto sulla velocità. Adesso è tutto solo sulla velocità. Ok, importante è non far salire il suo re. Questa era la cosa più importante. Adesso pian piano ce lo giochiamo con calma, ma senza troppa fretta. Ok, proviamo a... così lo faccio salire però. Così sale. Così sale e non fa male. Ok. Andiamo su cattura. Cattura. Ok. Qui deve catturarmi. Presumo.
Col Kaiser che ti vado di torre, amico. Amico, ma secondo te sono così fesso di andare di torre, amico? Ah, però tu sei astuto, come una faina, tra l'altro. Oh, 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 finalmente, finalmente, il momento che aspettavo da tempo, da tanto tempo. Attenzione a fare un altro stallo, Christian. Attenzione a fare un altro stallino. Urco, urco, urco. Urco, urco. Perché sono bravo a perdere questi finali? Sì, 5 secondi. Robin se la porta a casa. Se la porta a casa. Chiede la rivincita. No, no, non posso fare le rivincite. È proprio contro il regolamento della serie. Ok, 1999, il nostro amico Difesa Liekin. Difesa Liekin. Non fatela a fare, raga, che divento un mostro. Divento. Prendo le energie da tutti, da tutto il bosco, da tutti gli animali boscacei. Faccio la tattichina, gliela provo la tattichina, gliela provo il trucco. Provo il trucco, provo il trucco, provo il trucco, provo il trucco. Attenzione che provo il trucco. Il trucco è andato a buon fine, il trucco è andato a buon fine. Mamma mia, Robin. Mamma mia, Robin. Questa non se l'aspettava. Re 2, donne 4, cade questo, cade il mondo. Re di 2, cade questo e cade il mondo. Mamma mia, non c'è pietà, non c'è pietà. Non c'è pietà. Il trucchettino della Liekin anche a 2000 punti funziona e miete vittime. Mamma mia, questa è dedicata a Carlo che sta cercando di arrivare ai 1500 punti. Gli ho insegnato questa trappolina e vedrà che due pedoni di vantaggio e qui, amico mio, game over. Qui ho un ottimo gioco. Allora, togliamoci tutte queste rotture di balle magari prima, che dici? Togliamoci tutte queste rotture di balle. Se questo proprio lo vuoi, se proprio lo vuoi, no, non te lo faccio prendere perché? Perché te lo devo dare? Perché te lo dovrei dare? Va bene, dai, arrocchiamo e poi ci pensiamo. Arrocchiamo e poi ci pensiamo come svincolarci da questa situazione che non mi piace affatto, te lo dico. Ok, qui vuoi venire col cavallo. Qui vuoi venire col cavallo, ma secondo me non è tragica, secondo me. Questa entrata, no, non è tragica. Anzi, tutt'altro. Tutt'altro, tutt'altro. Ma tu, cavallo, pensi di stare qui per tutto il resto dei tuoi giorni? No, no, non è tragica, non è tragica. Se togli l'alfiere cade il cavallo. Adesso metterà sì. Ok, mi hai preso l'alfiere. C'è una rimanovra per questo amico? C'è una rimanovra? C'è una rimanovra. C'è una rimanovra. Perché altrimenti come ti rimanovro io? Se non così. Va bene, dai. Rimanovrati subito. Subito proprio. Subito. Subitissimo. Così ho le torri libere. Ok, questo qui. Che poi va qua. Torri, torri, urgono, torri, urgono, torri su queste belle colonnine. Adesso mi fa un'inchiodatura. Esattamente. Ah, se io tipo ti do questo. C'è qualche giochino malsano? Scacco e qui con l'altro. Vabbè, facciamo così intanto. Dai, togliamo. Ah, togliamo sto Kaiser. Qui c'è un doppio attacco. Sto Kaiser, qui c'è un doppio attacco. Ah, fratello, qui c'è un doppio attacco. Non so se è chiara la situa. Intanto questa te la faccio. Va bene, va bene. Vediamo se raddoppio sulla colonna D. Dai, due pedoni di vantaggio li facciamo sentire o no, sti due pedoni di vantaggio? Che sono questi due qui, tra l'altro. Quelli che proprio non stanno facendo un Kaiser. Mamma che sto cavallo fa fatica ad entrare in gioco.
Ma senti, io vado. No, non vado. Non vado, scherzavo. Scherzavo. Mamma mia, che brutta situazione. Che brutta situazione. Ma chi mi ci ha fatto entrare in questa brutta situazione? Io stesso. Quello è il problema. Il vero problema è quello che ci sono entrato da solo. Vado qua. Se vado qua, questa... Ma che brutta situazione è? Ma voi siete fuori di testa. Dio santo, che brutta cosa. Che brutta situazione. Ma è brutta forte. Probabilmente la sto gestendo male. Non è così brutta, probabilmente. Probabilmente non è così brutta. Cattura. Cattura. E vado sul bianco. Facciamo così. Iniziamo a togliere un po' di roba. E questo potrebbe anche cadere, no? Cade, cade. Potresti anche cadere, no? Ok, qui c'è un'idea di matto, ovviamente. Allora, calma e sangue freddo e questa ce la portiamo a casa. Tipo, così. Tipo, così. Voglio cambiare. Voglio cambiare i pezzi. E tu ti rifiuti. E io vengo qua, voglio cambiare i pezzi. Voglio solo cambiare i pezzi. Con più 3 voglio solo cambiare i pezzi. Voglio solo cambiare i pezzi e devi cambiarmi i pezzi. Alfiere. Oh, oh. Iniziamo a ragionare, iniziamo a ragionare. Iniziamo a ragionarcela. Ok, ci togliamo tutte le rotture di balle, c'ho l'alfiere camposcuro, non temo matti, questo alfiere non andrà mai via da qua. E il cavallo adesso, oh, oh. Ah, tu vuoi venire qui a rompermi le scatole? Ma secondo me... Ok. Ok, noi qui che dobbiamo andare? Qui che dobbiamo ambire? Questo dobbiamo ambire, questo dobbiamo ambire. Un minuto, troppo poco, sempre troppo poco, sempre troppo poco, sempre troppo poco. Allora, speriamo che non mi perda nulla in tutto sto marasma. In tutto sto marasma spero di non perdermi nulla. All'appello. Sì, 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 questa c'è, questa c'è, questa c'è. Questa c'è. Questa c'è. Questa? Ah, ragazzi, ragazzi, quanto è dura la vita. Ma è sempre stata così dura o è diventata più dura ultimamente? Dai, proviamo ad andare un pochettino su, sennò qua non si smuove di una virgola. Non si smuove di una virgola. Wow. Davvero questo? Davvero mi stai facendo questo? Saliamo, saliamo. Vai, vai. Vai, qui non c'è da pensare, c'è solo da spingere. Non c'è da pensare, c'è solo da spingere. Solo da spingere. Ah, tra l'altro, guarda che cosa c'è di bello. Scacco. L'ho vista solo ora, l'ho vista solo ora. Questa bella mossettina, l'ho vista solo ora. L'ho vista solo ora. Ha fatto bene. Ha fatto bene, ha fatto bene, ha fatto bene.
Vabbè dai, adesso però va bene tutto. No, potevo salire col re. Ok, è andata, è andata. È andata, è andata, è andata. Cos'è che mi suona? Perché mi suona il telefono? È andata. Mamma mia, mamma, Robin instoppabile e raggiunge i 2000 punti. Mamma mia. Sistemino colle, queste ce le portiamo a casa tutte perché gioca, eccolo qui. Guarda, questo mi fa Alfiere, questo è d'Alfiere F5 secondo me. Questo c'ha la faccia ticle attack. Lo chiamavano l'oracolo di Nottingham. L'oracolo di Nottingham. Questa come si gioca? Se non si gioca così. Questa se non si gioca così. Così e così, dai. Così e così. Sposta il tuo alfiere che perdi quello bianco. Olle. Hai perso quello bianco. Hai perso quello bianco. Hai ufficialmente perso il tuo alfiere bianco. Ok. Ok. Però questa non la posso fare adesso. Non la posso fare adesso che c'è questa. Ai, 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 ai. Un giorno ti innamorerai. L'ho presa in der Geiger. Ai, 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 ai. Se mi catturi mi apri la colonna G. Uelele, 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 uelele. Arrocca. Arrocca se hai il coraggio. Ah, cazzo, ha arroccato davvero. Ha arroccato davvero. Io che pensavo che non avesse il coraggio. Quindi gioca G6, ovviamente. 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 Devo dire che il ragazzo è audace. Il ragazzo è audace. D5 chiama, eh. D5 chiama tantissimo. Chiama tantissimo. E noi la faremo. D5 chiama tantissimo. Su spinta c'ho il pedone passato. Lo posso anche sostenere, ma mi blocco tutto. Mi blocco tutto. Lui c'ha la mega casa qua. Però lo sostengo. È un pedone sostenuto. È un pedone sostenuto, a casa mia è sostenuto. Altrimenti devo giocare questa. Devo giocare questa. Questo va sostenuto, secondo me. Va sostenuto questo. Sarà sbagliatissima questa mossa. Forse devo giocare. Forse questa casa servirà al cavallo. Ok, cerchiamo di evitare di farci andare via, quindi adesso giocheremo a 4. Ok, dai, pedone passato non può essere sbagliato. Lui deve giocare alfiere di 6, perché il pedone passato deve essere bloccato. È una regola, è un principio di scacchi. Se io ti faccio questa, no, perché in realtà voglio venire qui, però quando tu mi giochi questa, controlli anche lì. Ok, perché questa non l'ho capita. Alfiere, togli, alfiere. Non l'ho capita. Io credo che comunque lui voglia venire qui. Credo che comunque lui voglia venire lì. Mio cavallo è bello, tutto quello che vuoi, super bello, bellissimo, strafigo, strapower. Qui mette donna in E7. Ok, allora ci siamo. Così, donna in E7, inchiodatura, H6 e catturo. Proviamo. Proviamola la manovra di Valsalva. Proviamola. No, niente proprio di meno. E niente proprio di meno. Beh, questa va fatta, no?
a 6, ovviamente. Ovviamente. E facciamo comunicare le due torri per cortesia. Le facciamo comunicare tipo così. O così anche. Così. RC2. Spingo, 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 spingo. Spingo cavallo per andare qua. Cavallo. Ok. E fin qui ci siamo, no? Fin qui l'avevamo un po' previsto. Era già tutto previsto. Se arrivo con la donna, togli il cavallo. Oh, aiuto, che difficile che è questa partita. È fuori e sopra le mie... non me la va, non mi va di giocare complesso perché non so come va a finire. Ok, dai, qui raddoppino. Ok, tu vuoi fare questa, mi sembra abbastanza clara la situazione. Così, donna e... Faccio fatica a vederla tutta. Metti la donna qui dietro, spingi, spingo, ma io invece giocherò alfiere qua. Sì? C'è qualcosa che mi sto perdendo? Può essere che c'è qualcosa che mi sto perdendo. Sì? Non ho tempo, raga. Non ho tempo per badare a ste scemenze. Urge torre qua, urge donna qua. Devo bloccare anch'io. Devo bloccare anch'io. Questa subito te la faccio. Non c'è tempo. Questa la vince per il tempo, bravo, perché mi hai fregato sul time. Mi hai fregato sul time. Di questo non me ne frega niente, sincero. Però, cioè, non ho un piano. Cioè, io sto giocando senza un piano. Sto giocando senza un piano. E quando si gioca senza un piano, alla fine è questo. Bravo. Bravo, no, è stato bravo. Bravo, amico. Devo dire che meritato. Ma alla fine qui stavo... abbandono perché questa è brutta. Ma qui ero in vantaggio di qualcosa all'inizio o no? Ok, qui su questa fiera H5 devo giocare G4. Ma perché ho calcolato che G4 non funziona? Perché ho calcolato questa, questa e poi questa avevo calcolato, questa e questa, e c'avevo un pezzo in più. Ma come cacchio calcolo? Ma come cacchio calcolo a volte? È chiaro che se mi sacrifica qui, vabbè. Ok, quindi qui ho perso il vantaggio che avevo, in realtà. E qui D5, sì, per carità. D6 dovevo giocare, D6? Perché c'era il fiero H6 su questa? Vabbè. Va bene, computer. Va bene. Qui è sempre alfiere H6, mi dice. Alfiere H6, ma su questa... Sempre D6. Bene. E invece ho giocato così, e da qui poi sono andato a stare peggio perché non ho trovato il modo di... Non ho trovato il modo. Ma qui sì, quel Fiera 2 la volevo giocare prima. Qui sta meglio. Il mio amico, no, qui siamo... Ma...
Cavallo C3 giusta. Va bene, qui siamo in parità. B3, B3, B3 che non ho visto. Gioco questo che è una mossa inutile, qui mi crolla tutta la situazione. Volutamente non sono andato a difendere qui anche perché avevo 30 secondi, volevo cercare di avere del dinamismo ma che non c'è stato. Va bene ragazzi, io spero che vi siate divertiti in questa nuova puntata del Gioco finché non perdo, il grande ritorno di Robin. Mi raccomando, vi aspetto lunedì sera, vi lascio il link in descrizione per iscrivervi alla lista dove tra le tante cose riceverete anche il link per accedere alla serata. A presto!